Certo che siamo preoccupati, succederà come hanno fatto su con quell'altra, sgombreranno perché fra l'altro qua siamo proprio in centro al paese. Siamo in via Roma, Cismon del Grappa, la granata da 305 mm della prima guerra mondiale si trova proprio qui sotto, attualmente è stata messa in sicurezza, vedete che c'è questo cassone di ferro, all'interno la bomba. Ed eccola la granata, circa 1 metro di lunghezza, un diametro di oltre 30 centimetri. Il rinvenimento durante i lavori di scavo per la posa della condotta della fognatura a circa 2,20 metri di profondità, l'ordigno bellico inesploso. Il cantiere adesso è fermo, la zona delimitata in attesa di capire cosa decideranno gli artificieri per garantire la massima sicurezza dei residenti. E si sta valutando l'ordigno, la sua collocazione, diciamo la sua pericolosità e gli artificieri ci hanno chiesto insomma 2 giorni per poter diciamo fare gli approfondimenti del caso. In esito a questi, in sintonia con la prefettura, ci verrà comunicato qual è l'intervento che si riterrà opportuno adottare con tutte le conseguenze del caso, quindi per i punti sensibili che sono la ferrovia, la stazione, i bambini delle scuole e la statale 47. Non è escluso un nuovo Bomba Day come quello di giugno dell'anno scorso per Old Lady, la bomba da 1000 libbre trovata in via Porteghetti. Ha dormito? Sì, anche la prima sera che si vedeva, adesso l'hanno messa coperta, ma l'altra sera era fuori, proprio si vedeva, era là. È il più grosso calibro che sparavano durante la prima guerra mondiale, è una cosa spaventosa se vogliamo.